Allora, tra poco abbiamo il punto di Tancredi Palmeri per raccontarci l'atmosfera della gara tra Sassuolo e Napoli, di cui abbiamo appena visto i 2 gol, De Bruyne e McTominay. Quindi Massimo Marazzina, Conte può fare a meno di Lukaku, lo aveva detto, ha detto siamo un club organizzato anche per le emergenze dure, però se lo aspetta un altro attaccante. È forte su Højlund, lo possiamo dire agli amici a casa, che continua forte il pressing del Napoli su Højlund. Anche no, grazie, Lukaku serve. Comunque diciamo buona la prima per il Napoli. Guarda, è stato bravo a sbloccare la partita subito col suo giocatore, si può dire simbolo, perché l'anno scorso è stato quello che ha fatto la differenza, che ha chiuso anche il campionato, ha chiuso il campionato scorso e ha mantenuto la gara con tranquillità. E poi, come abbiamo detto prima, può essere che magari non abbia fatto una grandissima gara, può essere anche che non abbia fatto un buonissimo precampionato, però il fatto di aver fatto gol, De Bruyne, questo secondo me è un grossissimo valore aggiunto per la squadra e per lui stesso. Allora, siete d'accordo, Fabio, Cesare, con quello che ci diceva Massimo, e cioè Conte dice di poter fare a meno di Lukaku anche se si tratta di una grave emergenza, perché è un club organizzato, però Massimo dice va bene, è questione di tempo. Anche il mio allenatore dice che poteva fare a meno di me, invece poi non... Ci sei passato, parli per esperienza, vedi? Scherzo. No, assolutamente. Massimo Marazzina parla per esperienza. Visto i palcoscenici che ha Voi calcato. potete parlare per sentito dire. Per sentito dire, giustamente. Assolutamente. Parliamo per le dichiarazioni pubbliche di Conte, certo. Giustamente, un po' come era prima di Allegri, della cattiveria. Mi sa che negli spogliatoi ha usato dei toni anche più severi, come penso proprio di sì. Però no, giustamente serve un sostituto di Lukaku, che poi Conte giustamente in pubblico nelle dichiarazioni dica una cosa, però insomma lo sa lui, lo sa la società, lo sanno i giocatori assolutamente, tant'è che il Napoli, poi probabilmente ne parleremo nei minuti prossimi, si sta attivando, sembra che su Højlund sia veramente vicino, ma anche dei piani B, dei piani C, perché no? La partita di oggi era una partita che aveva comunque un discreto tasso di rischio, anche quello del Napoli, perché comunque veniva da questo infortunio, dramma sportivo tra virgolette di Lukaku e fuori. C'era comunque un clima anche a Napoli, Conte che ha parlato qualche giorno fa ha dovuto un po' tenere insomma calma la piazza, perché comunque insomma è campione in carica il Napoli, giustamente i tifosi ribollono di passioni eccetera. Oggi ha avuto una prestazione, io sottolineo De Bruyne è stato un giocatore a tutto campo, lo si è visto a centrocampo, trequartista, a punta, mancava che giocasse come portiere, poi dopo ha fatto tutto. Il primo tiro l'ha fatto dopo 20 secondi, cioè un De Bruyne che si è presentato per il giocatore che è, sinceramente, vista oggi la sconfitta della sua ex squadra, mi sa che a Manchester, l'Atto City, forse lo rimpiangono, perché insomma il giocatore, l'abbiamo detto tante volte, non sarà più all'apice della carriera, questo è ovvio, perché non ha più 25-27 anni De Bruyne, però è arrivato col giusto mood a Napoli e questo l'ha dimostrato oggi in campo. Fabio, questo Napoli... Anche perché è chiaro... Prego Massimo, poi andiamo da Fabio. No, scusami Deborah. No, vai Fabio, scusami. No, ma in realtà io sono d'accordo con quanto detto finora, anche nel parallelismo, no, tra Modric e De Bruyne, si vede anche a quell'età, anche pochi anni fanno la differenza, e De Bruyne secondo me, pur non essendo più all'apice, può ancora dare tanto, poi non le potrà giocare tutte o non tutte. Dici, quantomeno a differenza di Modric? Come? Mi dici a differenza di Modric, questo volevi dirci? Secondo me dai 35 ai 40 ogni anno fa la differenza. Ma guarda, non dirlo a me. Assolutamente. Anche dai 38 ai 39. Per quanto poi io anche stasera guardavo Modric ed è poesia, cioè è uno dei miei centrocampisti preferiti di sempre. E quindi è di un'eleganza che basta, però mi aspetto che poi anche banalmente qualche acciacco in più, nonostante meno partite, lo puoi avere, non puoi essere sempre brillante. Modric, scusate, De Bruyne ha qualche anno in meno, quindi può giocarsela secondo me meglio. Secondo e oggi me, ragazzi, Modric per la rosa del Milan è una star, è una stella. No, certo. Per me Modric è una stella in qualsiasi rosa. Generale, sì. Perché, ripeto, secondo magari me... nel PSG, però... Io lo trovo una star, ma anche in questo momento della sua carriera dove dicevi ha qualche anno in più, magari nel PSG va un po' dosato,
Modric può essere sempre titolarissimo. Beh, poi il Milan gioca soltanto il campionato e la Coppa Italia, vabbè, quindi... È una stella, sì, però ha bisogno dei pianeti intorno, perché da solo poi non fa niente. Vero, Esatto. certo. È chiaro che lui dà il suo, però, perché quello che sa dare, ovvero geometrie, tutto, però non gli puoi chiedere poi di andare a pressare, di andare a correre, e quindi se tu gli metti accanto dei giocatori con queste caratteristiche, poi lui è anche più lucido quando ha il pallone per distribuire la palla a questo o a quest'altro. È questo, insomma, un po' la differenza. Poi il fatto che l'allenatore dica non ci serve una punta, ma è normale, perché se no adesso tu devi giocare con Lucca, e se tu ti senti dire è vero, abbiamo bisogno di un attaccante, abbiamo bisogno di un attaccante, questo non è carino, insomma, lo smonti anche un po'. Poi è chiaro che se arriverà un attaccante sicuramente sarà sempre ben accetto, però in questo momento tu devi dare fiducia a quelli che tu hai, e l'unico modo è quello di dire siamo a posto così. È normale. Poi diventa anche una questione numerica, perché quest'anno il Napoli, a differenza dell'anno scorso, ha anche la Champions. Quindi anche se Lucca fosse già pronto e oggi si fosse presentato con una doppietta, ipoteticamente, non le puoi giocare tutte lui, perché ti serve un ricambio. L'infortunio di Lukaku, al di là di quanto lo tiene fuori, poi c'è un altro fattore: Lukaku non è esattamente il giocatore più esile della Serie A, ha una muscolatura importante. Quando torni dopo tanto tempo fuori, riprendere il ritmo, magari vuol dire che lo ritrovi al 100% a febbraio magari, e quindi diventa veramente importante. Ed è una beffa, perché se pensiamo che pochi giorni prima il Napoli aveva dato via Simeone al Torino, adesso col senno di poi ti poteva tornare utile. E Raspadori all'Atletico, sì, è vero. 2 uscite lì davanti. Tra l'altro Conte nel post gara ha anche dichiarato io adesso mi baso sulle certezze, quindi su chi conosco, poi man mano inseriamo anche tutti nuovi, però è stato coerente con la sua storia da allenatore, assolutamente, e devo dire che per il curriculum che ha funzionato alla grande. Adesso ci facciamo raccontare quello che ha vissuto in Sassuolo Napoli il nostro inviato Tancredi Palmeri, sentite. Non ci piove che sia la prima giornata di campionato, però qua a Sassuolo, Deborah, è quasi sembrata la 39esima del 2024-2025, perché il Napoli non ha soltanto giocato sull'onda lunga della fiducia e della capacità straripante con cui ha chiuso l'anno scorso al Maradona, ma anche proprio l'entusiasmo. Reggio Emilia invasa da 8.000 tifosi, da Napoli, dei 19.000 allo stadio, secondo me erano anche più di 8.000, hanno cantato e festeggiato per tutta la partita, perché del resto, se ci pensate, non l'avevano mai potuto fare nello stadio con la squadra che gioca, visto che il Napoli si è laureato campione all'ultimo minuto dell'ultima giornata. E il Napoli ha sentito questo entusiasmo, ha giocato con questo entusiasmo e volato totalmente oltre il Sassuolo, che ha tanti limiti. C'è da dire che Berardi è una cosa, gli altri sono un'altra, soprattutto dal centrocampo in giù, insomma deve molto registrarsi, però al di là di quello è il Napoli che sta ripante. Occhio, con 2 novità, perché erano cambiati 2 undicesimi nella formazione titolare, Lucca e De Bruyne in luogo di Lukaku e di David Neres o chiunque fosse l'esterno sinistro che sceglieva Antonio Conte. E non è un cambio banale. Innanzitutto non è usuale dall'ultima giornata alla prima che ci siano anche solo 2 cambi. L'ultimo a farlo era stato Simone Inzaghi nel post scudetto dell'Inter di Conte, e perché aveva perso Lukaku venduto ed Eriksen per i noti problemi di salute. Perché non è un cambio banale? Perché ha fatto questo 4-1-4-1 per fare coesistere i magnifici 4 di centrocampo, che in verità nello sviluppo è quasi un 3-5-2. Chi va a fare il secondo attacco? McTominay, alfa e omega dello sviluppo offensivo del Napoli. Lui imposta, lui va a concretizzare, Lucca magari gli crea gli spazi, ma davvero MVP del campionato scorso, di questa partita, non soltanto per il gol straripante, ma attenzione anche all'asse Politano-McTominay, perché i napoletani criticano, almeno una fetta dei tifosi della napoletana critica molto Politano, ma fateci caso, a Politano
Conte non rinuncia mai, può rinunciare alla fascia all'ala sinistra ma non a Politano, e su quell'asse lo sviluppo d'attacco. Un nome non ancora menzionato, De Bruyne, che esordisce con il gol, che si vede che quando è nell'azione ha una qualità senza pari. Ecco, lui è l'atipico, è il mattatore che Antonio Conte può permettersi in questo sistema, ed è uno spettacolo da vedere come tratta il pallone, ed è una sfida per Conte riuscire a farli coesistere. Tornate in studio. Grazie al punto del nostro Tancredi Palmeri, dopo aver seguito per noi nel tardo pomeriggio Sassuolo-Napoli. Adesso ci dedichiamo alla Juventus. Ragazzi miei, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi ce n'è parecchio da dire, perché il Napoli ci ha regalato una bella vittoria in trasferta. Ma purtroppo c'è pure l'ennesima polemica che non possiamo far finta di niente. E indovinate un po'? Sì, viene sempre dalla stessa fonte, Tancredi Palmeri di Sport Italia. Partiamo però dal campo, che è quello che conta davvero. Gli azzurri hanno battuto il Sassuolo 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita solida, controllata, praticamente mai in discussione. Finalmente una squadra sicura di sé, ordinata, con qualità. Hanno pure preso 2 legni, ma dall'inizio alla fine hanno gestito la gara senza problemi. Insomma, un segnale che i tifosi aspettavano da tempo. E parlando di tifosi, mamma mia che spettacolo! Il Mapei era invaso dai napoletani, una marea azzurra che ha trasformato lo stadio in una succursale del Maradona. Non sembrava nemmeno una trasferta, sembrava davvero di giocare in casa. Cori, bandiere, entusiasmo infinito. Una dimostrazione chiara che la passione per il Napoli non ha confini e che ovunque giochi questa squadra la gente la segue col cuore. E allora, uno si aspetterebbe che i giornalisti raccontino proprio questo, no? La festa, l'energia, la bellezza di una tifoseria che anche fuori casa porta numeri incredibili. Ma no. Invece c'è chi preferisce puntare l'attenzione altrove. Parlo di Tancredi Palmeri. Allo stadio c'era, e dopo la partita su X, il vecchio Twitter, ha scritto un messaggio che ha fatto arrabbiare tanti tifosi del Napoli. Ha detto che gli unici cori contro della curva non erano per gli juventini, ma per gli interisti. Ora ditemi voi, vi sembra normale? Invece di sottolineare la passione, invece di raccontare come i tifosi abbiano sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto, Palmeri che fa? Si concentra solo sui cori contro l'Inter. Attenzione, nessuno nega che quei cori ci siano stati, ci mancherebbe. Però ridurre una trasferta del genere, una prova di forza del pubblico azzurro, a una battutina sulle rivalità, è l'ennesima provocazione che lascia l'amaro in bocca. E non è la prima volta, lo sappiamo bene, che Palmeri entra in rotta di collisione coi tifosi del Napoli. Il problema non è nemmeno la critica in sé. Il problema è che sembra sempre ci sia la voglia di punzecchiare, di ridimensionare, di spostare l'attenzione da quello che conta davvero. Perché la verità è che ieri sera il Napoli ha giocato con sicurezza, ha preso 3 punti fondamentali e lo ha fatto davanti a un popolo che ancora una volta si è dimostrato il 12° uomo in campo. Questo dovrebbe essere il titolo. E invece ci ritroviamo a commentare l'ennesima stoccata di un giornalista che preferisce far discutere piuttosto che raccontare. Non voglio esagerare, lo sapete. Non è nel mio stile fare vittimismo o gridare al complotto. Però un po' di indignazione, lasciatemelo dire, ci sta. Perché la tifoseria del Napoli merita rispetto e se ci sono delle note stonate, un professionista dovrebbe almeno bilanciarle con la realtà dei fatti. E la realtà è che ieri Reggio Emilia era una festa azzurra. Io la mia ve l'ho detta, ragazzi. Per me queste uscite sono fuori luogo, soprattutto dopo una serata in cui c'era solo da esaltare il positivo. Ma ora voglio sentire voi nei commenti. Secondo voi Palmeri ha fatto solo un'osservazione neutrale, oppure c'era la solita vena di provocazione gratuita? Scrivetemi la vostra, perché questa è casa nostra e qui la voce dei tifosi conta davvero. Perché, e lo ripeterò sempre, il Napoli non è solo una squadra di calcio, è una fede, è un sentimento che ci accompagna ovunque andiamo. E quando vedo certe polemiche mi rendo conto ancora di più di quanto siamo unici e di quanto il nostro legame con la maglia sia qualcosa che pochi altri possono capire. Allora, ragazzi, a proposito di cose da capire bene, parliamo subito delle dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa dopo la vittoria col Sassuolo. Occhio, perché qui ci sono spunti interessanti sia per il presente che per il futuro della squadra. Conte, come sempre diretto, ha detto chiaro: bisogna lavorare e lo stiamo facendo.
Una frase semplice, ma che spiega benissimo il suo approccio. Il Napoli ha vinto, ha convinto, sì, ma lui non si accontenta. Sa che questa squadra può crescere ancora tanto e già si vede la sua mano. Ha sottolineato che quello che chiedeva ai ragazzi era soprattutto l'impatto, l'atteggiamento giusto dall'inizio. E infatti abbiamo visto un Napoli concentrato, compatto, che ha portato la partita dalla sua parte subito. Questo è importante perché l'anno scorso spesso soffrivamo approcci molli. Adesso, con Conte, la mentalità cambia. Poi ha fatto pure i complimenti al Sassuolo, ricordando che è una squadra con idee e con giocatori pericolosi come Berardi e Laurientè. Ma la soddisfazione, ha detto, è stata quella di concedere pochissimo, quindi non solo gioco e qualità, ma anche attenzione difensiva e organizzazione. E qui viene il bello. Conte ha parlato di Antonio Vergara. Ragazzi, parliamo di un talento del nostro vivaio, che l'anno scorso ha fatto benissimo con la Reggiana. Bene, il mister ha detto chiaramente che farà parte della rosa del Napoli. Non per riempire un posto, ma perché se sei forte, giochi. Punto. Questa è una notizia che entusiasma. Vedere un ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile avere spazio in prima squadra, con un allenatore del calibro di Conte, è un segnale forte. Significa che finalmente i nostri giovani possono avere un percorso vero. Ma non si è fermato lì. Ha citato anche Juan Jesus, lo ha definito ottimo e ha detto che ha fatto una grande partita. Questo vuol dire che nessuno parte dietro, tutti avranno occasione, a patto di dimostrare di poter essere utili. È quella famosa meritocrazia. Chi dà garanzie gioca, chi non è pronto lavora. Un altro passaggio importante. Conte ha detto che sta lavorando su concetti imprescindibili per una squadra europea. Pressione alta, aggressività, impedire all'avversario di giocare facile. E non erano solo parole, ieri in campo lo abbiamo visto. Una squadra che andava a mordere subito, recuperava alto, attaccava con tanti uomini. E attenzione, perché quando ha parlato dei 4 centrocampisti ha fatto un nome che ha fatto drizzare le orecchie a tutti. Ha ricordato Lobotka, McTominay, Anguissa e poi ha detto Kevin De Bruyne. Capite il livello? E ha pure sottolineato che lo vede molto attivo anche senza palla. Questo è il Napoli che sta nascendo, non solo qualità, ma anche sacrificio, pressing, lotta. È esattamente quello che ci serve per tornare a competere ai massimi livelli, in Italia e in Europa. Io ve lo dico, ascoltare Conte trasmette sicurezza. Vedi un allenatore con un progetto chiaro, che non si perde nei dettagli e ti dà la sensazione di avere tutto sotto controllo. Certo, il lavoro è appena cominciato e servirà tempo, ma la strada è quella giusta. E adesso la domanda la giro a voi. Siete contenti delle parole di Conte su Vergara? Vi piace questa apertura ai giovani del vivaio? E cosa ne pensate del discorso sulla pressione alta e sulla mentalità europea? Scrivetemelo nei commenti, perché qui si apre un bel dibattito. E naturalmente non dimenticatevi di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. La stagione è lunga, ragazzi, e ci sarà tanto da raccontare.